Si sono svolte questa mattina presso l'Aula del Consiglio regionale le celebrazioni de Sadie de Sardegna, una giornata per ricordare l'insurrezione popolare del 1794 con la quale vennero cacciati da Cagliari i piemontesi e il viceré Balbiano. La celebrazione, alla presenza di autorità civili e militari, è stata aperta dal Presidente del Consiglio Piero Comandini e dopo i saluti del senatore Marco Meloni, la banda della Brigata Sassari ha intonato insieme al coro Cantos de Giara di Gesturi l'inno ufficiale della regione Sardegna Procurade Moderare. L'evento celebrativo è stato dedicato ai giovani sardi che la Presidente Todde ha definito i protagonisti principali. Sì, loro rappresentano il nostro futuro e abbiamo ritenuto che, siccome il patto generazionale si è rotto e i giovani sono sempre più distanti dalle istituzioni, invece di parlare di loro è bene coinvolgerli e soprattutto cominciare a raccontargli correttamente la loro storia, partendo da una ricorrenza che è quella di Sadie de Sardegna, della cacciata dei piemontesi, ma anche ricordandoci che non è un episodio estemporaneo, che la nostra storia deve essere raccontata e la nostra capacità di riprenderci in mano il nostro destino deve essere ricostruita. L'assessora alla cultura e istruzione Ilaria Portas, con un discorso in lingua sarda, ha annunciato di voler avviare un vero percorso di bilinguismo. Un saluto, quello in lingua sarda, arrivato anche dalla Presidente Todde al termine del suo discorso. E tanto chiedo augurare a tutti, sinugoresi, da limba mea, di mamma mea, di iaia mea, buona dieta della Sardegna.